Allora, intanto, veloce veloce, Sì. c'è il colpo della signora. Salvo, me l'hanno chiesto 1000 volte. Vai, tu sei libero. La signora, Sì. immaginatela, che ne so, 45, Sì. 46, 48 anni, va bene 48? 48. La signora a 48 anni, Salvo, è nel fiore della sua gioventù. Lo dice a me che ne ho 50. A 48 anni è una piccirina. Una bambina. Ancora a impennare, va, a 48 anni ancora a impennare, va. Oh. La signora 48enne, Salvo, immaginatela con questo taglio corto modello, chissà, c'è Brigitte Nielsen, questo capello, una signora di 48 anni ben messa, di quelle che, come dicono gli inglesi, sono buone una spesa, giusto? Perché ancora era, insomma, fisicamente ben messa, giusta. Doveva fare una visita di controllo medico che si chiama check-up, è vero? Sì. Si chiama check-up. Da non Ovvero, confondere col ketchup, come fa il no, signor e manco Litteri. con Cechin che si fa all'aeroporto, quella è un'altra cosa. Il check-up, questa visita generale. Sì. Visita generale medica. Sì. Giustamente arriva dal medico questa signora bella in tailleur, elegante, molto di classe, fine. Dottore? C'aveva questa voce. Dottore? Ci dovrei fare una visita di controllo generale. Il dottore dice, signora, si spogli, si metta comoda sul lettino, io mi lavo le mani, arrivo subito, mi preparo. Salvo, il dottore si vota, giustamente anche perché, insomma, per non guardare, no? Anche se il medico, la donna la vede sempre da medico, ma insomma così per seduta ora da bagno la signora si spoglia totalmente nuda, si distende sul lettino. Salvo, la signora aveva questo taglio alla Brigitte Nielsen, ma di un colore, ma no bianco, Salvo, che ci stava buono, proprio tutti bianchi l'aveva, ma ci stavano buono, lei aveva deciso di non colorarli mai perché ci stavano perfetti, no, meravigliosi. Però giusto come si votava il dottore ha visto nuda sul lettino, che Salvo i capelli bianchi che erano qua, Sì. a testa, Sì. i capelli bianchi, che là, No, scusami. Lunedì scorso alla prima puntata hai detto lì. che era maschio, Ah, ho capito, sì, adesso. era lì con Questa lei, volta invece è là. che sa testa è qua, su per giù era qua, giusto? Sì. Ci siamo? Là, Sì. là, Sì. che la testa è, i capelli bianchi, là. Là? Ma non nero! No. L'hai presente sto vestito di... sta già... non nero! No? Colore cozzola di Messina! Ma come? Con due riflesso bluetto, violetto! Hai presente il due riflesso? Aspetta che c'è... C'è un nero che Salvo conosce perché Salvo è Caruso de Quattere, Che a me capito? piace, un nero che è un come? nero particolare. Niuro... Giuitto. Un euro, come lo traduci Niuro Giuitto? Niuro Giuitto. Perché è un euro, Un capito? euro, Il nero corvino, no? Nero gioioso, bello, allegro. vivace. Come può essere un colore nero vivace? Sì. Solo noi catanesi potremmo chiamare Giuitto, capito? Così si Niuro chiama. Giuitto. Ora, Salvo, i capelli bianchi, non è da nero. Il dottore, sai, la visitava, ma la testa ci aveva sempre da perché, insomma, questa cosa... Signora, dica 33, 34, 35, la fece contare fino a 150, capito? Perché l'occhio l'aveva già. Porca miseria, ma proprio nero, bianco, nero. Ma cosa va? Che signora trattenga il respiro. Ma ne hai vista assai nella mia vita, ma così nero? Ma che sa fa un colore? Ah, tintura, signora. Può essere che c'è una tintura pubblica, può essere, e io non lo saccio. Basta, chi si stava occupando nel trattenere il respiro perché ancora non c'è il lavoretto di respirare. A un certo punto, Salvo, nel bel mezzo della visita, a un certo punto, signora, scusi, le devo fare una domanda. Dice, dottore, siamo qua per la visita? No, dice, è proprio una curiosità mia. Ci vedo che lei c'ha questo taglio di capelli con questo colore proprio bianco, bello argentato. Ci va, bello, anche perché ci sta magari buono. Dico, ma vedo che lì invece, proprio là, nel Monte di Venere, diciamo, no? Là. Sul pube, là. Signora dice, ma nero. Dice, ma per caso lei che si fa? A tintura? Salvo. Ah, signora Taleao, con quel sorriso, come dire, che babbo, no? Perché le donne, c'è tutte italiano con quel sorriso, che babbo, no? Dice, dottore, ma lei che vuole mettere? I pensieri che soddisfazioni? Ma dai!